abbiamo avuto la possibilità di partecipare, di fare questa mostra. Abbiamo esposto le nostre opere, le ha divise nei due lati della galleria, sono alle mie spalle, poi dalla parte opposta sono quelle del Paolo Rossi. Una bellissima cornice. Una bella location, sicuramente Milano è una città molto aperta, diciamo, per l'arte, si intende di arte, ci sono parecchie gallerie, ci sono molte location molto importanti che come città e per l'arte è un punto di riferimento, quindi siamo molto contenti di aver avuto la possibilità di partecipare e di poter fare questa personale, io e il Paolo, e abbiamo avuto modo di portare, diciamo, la rappresentanza delle nostre opere, i lavori, diciamo, i primi lavori e i lavori successivi degli ultimi anni. Come tecnica, una tecnica informale, però mi avvicino molto alla street art, quindi al linguaggio di strada, al tessuto urbano, quindi la decontestualizzazione del contesto, dell'oggetto magari buttato via, non più utilizzato, e ricollocandolo, diciamo, sulla tela con cromie diverse, con varie tecniche, con materiali diversi, cerco di elevarlo, diciamo, ad arte. To get lucky, we're up all night 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 to get lucky. Le mie opere sono molto legate alla terra, con la mia cultura, la cultura contadina. Sulla sedia della Frankenstein lo vedi molto bene dai chiodi del cavallo, questa patina di antico che riguarda la mia cultura, cioè la cultura contadina. Immagino che ci sia un lungo lavoro dietro la tua opera e utilizzerai diversi strumenti. Prima rovino il legno, lo porto a essere vecchio, bruciato, e poi lo restauro. Restaurandolo riesco a ricreare la patina dell'antico. Questa è la mia unica fortuna. Le mie opere sono molto legate, come ti ripeto sempre, alla mia cultura, alla terra, l'aria, l'acqua. E quando creo queste cose brucio fuoco, aria e acqua per spegnere tutti gli elementi naturali.